Il caffè di notte. Vincent van Gogh, settembre 1888, olio su tela, New Haven, Yale University Art Gallery. Nonostante i colori molto vivaci, l'atmosfera del dipinto è piuttosto lontana dalla visione serena e lieta dei caffè ritratti da gran parte degli impressionisti. Essa sembra invece avvicinarsi al clima di desolazione e di solitudine dell'Assenzio di Degas. Come si vede dall'orologio sul fondo, è da poco passata la mezzanotte. Quasi tutti gli avventori se ne sono andati e sui pochi rimasti sembra stendersi una cappa pesante di frustrazione e di abbattimento. Solo una coppia in fondo è ancora intenta a conversare, mentre il padrone della locanda è rimasto in piedi a osservare il tavolo da biliardo. La sedia, in primo piano, compare in altre composizioni di Van Gogh e rappresenta per lui il simbolo angosciante dell'assenza. Lo specchio, sullo sfondo, costituisce l'elemento più inquietante dell'opera per le sagome cupe e indefinite che vi si riflettono. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.